voluto bene a due madonna, e la chiesa manca per cananne, chissà perché non saccia più pregare, e tutto cielo in mano, prega papà tornare. Stanotte mamma mi è voluto un sogno, la voce quando mi cantava nonna, marito figlio che la se la vanta, ma fatta croce tu con l'acqua santa. Ci voluto bene a due madonna, che la chiesa manca per cananne, che st'ombra nera capo munna va, tu solamente in mano, tu sola possa perché ha da soffrire che la maniera? Povera assunta, ma è la sarà sempre a rete, ma non più come innamorata, ma come affrata, sì, come affrata. Questa gelosia. Tu sai che se sono vicino a te è perché ti voglio bene. Quando ti ho conosciuto, tenevo una femmina che mi faceva fu signore. Renata, macchine lusse, anelli brillanti. E mo se accetto qualche piccolo regalo a te, è solo per ti far capire quanto ti voglio bene. Ricordati che quando mi hai cattato la macchina, mi hai priato con mano santa. È vero, hai ragione. E io tutto quello che ti ronca, ti dongo con tutto il cuore. Perché io saccio, tu non pretendi niente, ma io sì. Lo saccio. E se non ne fosse sicura, io faticassi notte e giorno con mano cane e ti facessi sta coppa una casa russa. Henry, queste parole non sai quando mi fai felice. Tanto felice che mi fai scordare tutto il male che ha fatto la famiglia mia per stare vicino a te. Però mi ricordo sempre la promessa che mi hai fatto. Che appena ci siamo fatto qualche posizione, tu mi avessi saluto a fare sta vita malamente. Eppure per la gente che parli di te. E che te ne narice? Che t'hanno ritta? Henry, guardami in dall'occhio e dici la verità. Pure se è una verità che mi accide, non mi importa. Ma rimello, a così mi fai morire una volta sola e no scende voto un momento. E che t'ha già C'è sta nata femmina. Ma che t'ha già dice la maritella mia? A Rossana sta di femmina. E poi, come tenissi coraggio di mi fare due orteghiste? Come tenissi coraggio di mi ingannare l'anima? Tu che per me sei stato come un guaglione innocente, che va a scippare una uccelluzza rindonita, perché pensa che non si può difendere. Andiamo a mettere la mia, ti voglio bene. E mo giuro. Tu giornata a sta maronna, bene. E si dicesse una bugia, la terra già morì. Te credo, cor mio, te credo. Mo sai che può fare? A te una casa, hai già ritirato la macchina al tuo meccanico. A proposito, ti servono i soldi? Ma che viene a casa dei donchi, eh? Quando ti voglio bene, vita mia.
Buongiorno, donna Enrico. Buongiorno, donna Margherita, scusatemi, non vi avevo visto. E invece a voi sì. Però non mi sono permessa di salutarvi prima per non interrompere il colloquio amoroso che stavano facendo con la femmina vostra. Scusatemi con la vostra fidanzata. È inutile che puntualizzate, donna Margherita. Avete detto voi, la femmina vostra. Ed io mi sento onorato, perché quando si dice la femmina vostra, significa quella che porta l'argent, i soldi. Voi per questo carattere che tenete ne facete innamorare tutte le femmine. Beato voi. Sapete che ci fate caso, donna Margherita? Che ogni volta che vengo a camminare, io e voi ci incontriamo. Chissà perché. Perché ci starà qualcosa che ci attira. Donna Enrico, voi avete sapere una cosa, che antipatia e simpatia sono cose reciproche. E noi che ci siamo conosciuti ci guardiamo sempre con gli occhi di simpatia. Peccato che sia io che voi siamo già impegnati. Perché sennò, chissà. Se no che cosa? Io mi parlo. E poi se ci sta qualcuno che è impegnato, che lo so io. Ma voi, che impegno tenete? Donna Margherita, ognuno sa che cosa so io. Io ho un impegno che, pur volendo, tutto insieme non lo potessi spezzare. Ha già capito. Però vi dico che voi vi sbagliate. Perché voi per mantenere voi chi l'impegna e per rispettare la parola che avete data. Chissà qua giorno e Dio non ne voglia, io da fermare da una cancella. È giusto. Avete detto buono. Ma una femmina che mi porti in denaro e non mi manda in galera. Allora va che trovo. E sta femmina sono chi? Guarda, ma niente ti dicono chi suocchi, che quando ti hanno conosciuto mi hai ferito l'anima. Io non dormo più. Margherita, l'hai capito. Ma tu ci pensi che può succedere? Marito è un buon giovane e poi devo tanto bene. A me l'uomo troppo buono non mi piace. A me mi piace l'uomo insiste e prepotente. E poi non mi importa più niente a nessuno. Come si cara, Margherita? Henry, vada bene però. Che chi sta vicino a me ha da venire appresso i capricci miei. Tu mi sai fare qualche pazzia. Vada, che io sono capace di tutto. Ma intanto io con Maria come faccio? Al momento non la posso lasciare così. Tu non mi mesi tempo. E a che la mala femmina li ha lasciato. E mo io, fammi contento. Io mi ci a fare una camminata per fare l'augurio a chi sta ancora nostro. Con tutto cuore, Margherita, ma non posso, tengo un appuntamento questo. A dare i soldi per me a pigliare la macchina meccanica. E tu perché se ti vuoi sottomettere a quello? Ma parla che vuoi. Tu con me hai solo parlato. Perché quello che tu vuoi, io quello ti ronco. Andiamo. Come ti voglio bene, vita mia, già mi si trasferisce in tuo cuore. Io sto aspettando i giorni che mi sposa, io sto aspettando i giorni che mi passa. Che è successo? Tutto sto tempo per accattare due buttoni e non capite le buttoni. Ma qua tempo, mi sono fermato un momento vicino al bar, oggi ho incontrato a donna Sdrubbale. E mi ha offerto due babà, due cappuccini e due toast. Allora dice che sei stata strafocata. Gesù, è che ci fate male. Gesù, in poche roba mi ha mangiato. O cappuccino non me l'ha arrivato a pigliare. Oh, poverella, guardate, non so pigliato cappuccino. Ti hai mangiato un babà, ti hai mangiato... Due babà, due spugliate, due toast. Ti hanno chiesto stomaco, di? Ma avete venute cose una No, partita? vedi tu che lo che fai, O frate vostro sta rosso? Allora sta via rinda, non sa che sta combinando. Sta faticando? Quanto ha faticato? Chi non ha mai faticato in vita sua. E che sta facendo? No, a proposito, e tu che fai questo panduo scamano, che fai? Mi sto facendo una spuntina. Oh, spuntina. Tu tieni una furna di pane, ma non ho Gesù, trovato una Gesù. spuntina, mi pare una flauta. Ah, come sono mangiati così? Hai capito? Hai te pure favorito? Ehi, finalmente hai il favorito. Io Cici, buongiorno. Salissima Rosella. Vincenzo, all'esperienza. Buongiorno, da dove? Guarda là, guarda lì.
O morte fa, morte Buongiorno, fa. una Carmela, buongiorno. Madonna Carmela. guarda. Guarda Carmela, donna Carmela. Chi la dà vicino? Io sono vicino. No, non avevo conosciuto. Sei buona no? È una bellezza. Mi fa piacere, bravo. Vedo il poco. E che domani c'ho pane asciutto. Oh, vicino, No, combattite chi lo sapete, chi lo mezzo squilibrato. Non vuoi che ti Dovete passa. combattire, io, frate mio, non ce la faccio più. È una luce troppo rossa che tenete, che non poche grosso. pazienza. E che ci volete fare? Ma siete Dite. gentilmente, perché non voi pigliate con voi, vi portate a casa vostra? Non facete sto favore a me? Ma i campi su, lo sapete, non tengono mamma né padre. Ma avete... Mi è rimasto un solo fratello e chi che sei a casa qua, orite. Sì. A non mi porta a casa mia, con tutto il cuore. Non potete fare niente, vero? Ma no? che posso Niente, fare? sono prezzi fissi, non c'è sconto, non ci sta niente a fare, insomma. Ma che tengo abbigliamenti? No, insomma, ma la zagliagneria, chi sta a me sì, ma la colonnetta, È frate a voi. Ah, è frate. Ma l'avete cresciuta, no? Purtroppo è Ah, frate trippa. mio, signore, il cento pelle. Ma facete lunga, non vi è portata a villa. O portata a sperdere. Non lascio io, chi è un buon guaglione da donna, quando mai Che non lo si compri ne... guai un'ora da nata. Ah, oi te ne fammo guaglione. Sappi se chi lo clarinette, man, sappi. Chi da fa? Chi da fa Mareno? È quasi mezzogiorno, eh? L'orario a Marendo. Vabbè. Ma ti pigliano L'orario capisci Ma l'orario? ti pigliano poco che salama vierina, virano poco, c'è sta pure il capocollo, c'è sta vierina, bagnati un po' di Don Cicillo. Voglio che... Don Cicci, finalmente. Voi mi state facendo i soggiorni a Belen. Io non ce la faccio più. Ho consumato un paio di scarpe per questo benedetto vestito. È pronto o non è pronto? Donna Stru, è quasi pronto, più o meno. Quasi, più o meno ci siamo, presso a poco. Insomma, ci vuole ancora qualche ritocco. Sì, 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 se ne avete tre bottoni, l'aggi da pigliamo prima. E ritoccatelo e datemelo. Perché io mi serve. Ma con stazzi che vi serve, però diamo tempo al tempo, donna Sdrubbale. Vi prego di dare tempo al tempo, hai capito pure tu? Perché tu hai collaborato pure tu. Non parlarmi fatica che io sono allergico a... Don Cicci, è un Don Cicci, mese. con permesso del signore Loca, voi avete a che fare qua in mezzo, sì? Ecco, sì, Non dite che fa a mezzo, non dite che fa. Io vestito la mi sa Io veramente devo prendere il vestito da Don Cicillo, ma siccome non è pronto il vestito, io me ne vado e ritorno più tardi. Va bene. Va bene? Andate Don pure. Cicci, vi raccomando, fatemelo trovare. Se no io vi metto nella nota pure le scarpe che ho consumato. Una cosa ma mi state scongiando, caro donna Sdrubbale. A un certo punto io come a fare? Perché chi sta in università Don Cicci, sente una puzza, da breve partita, non mangiamo un po' fuori. Fa solo un po' fuoco. No, gli mi sono vestito, non devo fare su, l'aggi mi sa spogliato, per quello doveva fare... Ho Che hai vestito... fatto? Da breve, un basta, va, se si è appicciato tutti che ha fatto, su sto... ma dare soldi che ha giacca a te friariello, se no non può fare la giacca... Scegli, porta le bottone, ma parte Ma guardate quando sono spassuso, guardate, Io io sono vado scemo. friariello per mettere il foto in da giacchetta. Io non me ne fricchio, io non me ne fricchio proprio più, io la sempre va. Non ne sopporto proprio più. Poche pazienze, Rosinene, poche pazienze. La pazienza fino a un certo punto però. È capace che trovano buoni giovani a così prima fa sta vita, fate la notte e giorno. Ma lo so dici? Rosinene, non mi permessi, ma che ha preso in coppa se sta frate, noi. Prega, Non l'hai prega. vista, stamattina. No, veramente non l'ho già visto. Manca la moglie, l'hai vista? No. Niente. Ma che ha pigliato il caffè, non mi permesso, state Grazie, poco. grazie. Che guai che ha vita. Sì, ma potete scendere un po' come scendete, Hai già fa? Pochi caffè. Un pochi caffè. Ma per te... No, una tazzolina. Quando? Ma no... Non male i caffè. Mannaggia Marino, mannaggia. Per te qualunque cosa. Oh, beh, allora mo scendete? Come no? Con sti in mano qua, poi. Questi in mano allora. E di che sta ci fa con sti in mano? Che te li date in mano? No, con sti in mano qua, uscì. Proprio dai. Sono pulite in mano. Come sono pulito? No, dico per la vita lavata in mano. Come si mette in mano un caffè? Lo sai. In una tazza. In mano è sempre pulita, no? È sempre pulito. Che le belle e buone in mano, ti capite, si sporcano. È a poveri, capito? Tante cose. Ah, povero. A poveri. Dammi permesso, Rosinello, se Prego, potete prego, accomoda. Ma capico? Scendi tanto. Mi piace sto Rosinello, però, sto. Quasi quasi. Quasi quasi lo faccio col canto. Io sto qua. Ma no, ma non ci.
Mo combina sempre, mo combina. Sto qui, Rosella, ti fa piacere? Io papà sta a Roma. Ah, lo sai, insomma, forse mi vuoi prendere in giro tu. Gesù, vieni di sto qua, ma già visto che state qua, no? Ma è un modo di dire per farsi notare. E tu, cara Rosella, a me non mi noti mai. Vabbè, perché faccio a nuotare? Non mi vedi mai. Voi sapete nuotare? Iniziaci a nuotare. Ma no, nuotare a mare. Notare la mia presenza. Ah, che io non l'avevo vista. E voi non mi spiegate. Non perdere questa occasione, Rosella. No. Ma dove trovo un'altra bella come me? Ah, è chiaro, lo trovo. Non posso trovare. Rosella, dimmi di sì. Poi Iva che venga, no, può vestire la Chiamate Master Giorgio, chiamate Master Giorgio. Ma tu vuoi la combinare? Sto pizzando a casa, Madonna mia, ma quando lo cacciate a sto fratello? come lo cazzo? È una promessa che ho fatto a mia madre in punto di morte. Ma Non assisto. Ah, una cava da costa. Don Gigi, ve l'ho detto che io sarei ritornato. Ma voi mi avete scucciato, mio caro amico. Faccio Scusate, scucciato. Io ci avevo vestito, faccio Ma scucciato. voi l'avrete, datemi il tempo per finzi bacco. Ma voi volete il tempo, matino, Roma, e non mi portate mai E ve lo devo la lasciare. Donna Giù, vi prometto tassativamente a Simona che trose voi avrete il vestito consegnato. Ma non tra. beh. Lo volevo mettere domani che domenica. Anzi, io bambino, È un po' vezzeggiato, non ha scrupoli. Comunque vi prometto assolutamente che martedì io vi consegno il vestito. Poi senza offesa, voi sapete che io so quello che faccio. Io quando faccio un vestito a voi lo faccio vedere in culo. Perché là di Sarta fanno i vestiti fantasma, ne fanno vedere. Se capisci cosa da vedere, se non si vede come lo faccio a fare questo vestito. Con Gigi, ma perché non ci facciamo pagare anticipato a una strupola? No, là andiamo a colpo sicuro. Vabbè, meglio che ci dai i soldi. Una strupola è benestante. Rosella. Una strupola, voi siete facoltoso, no? Avete voglia. Facoltoso. Io sto proprio in tua vasetta. No, della ricchezza. Saccio che avete di casa, cavallo. O fra. O frate, io vado a fare spesa a Roma. A Roma va a fare spese. Sì. La dice che a Sarzulello costa 100 lire mancando qua. Capito, no? Capito? Un cassamurale o stru, a stru. Qui, come ti permetti? E beh, ti ho detto 1000 volte si chiama Donna Sdrubba. Vabbè, a stru. Baridotti. La Sdrubba e Baridotti. E non fare queste lapsus. Ha fatto strublo ridobba di lottola. Non fai la- Comunque fra, io vado a Roma a pigliare a fare spesa. Ma Ci guarda, vediamo, Roma. se no va a finire a chi lo strublo roba di lottola. E poi vediamo. Aspetta, no. Il friariello l'ha già cattata per mettere in la giacchetta. Ma che fai? I frioli in da giacchetta una volta, ma accattare. E accattare i foderi in da giacchetta, le fodere. fodere. La taffetà. Lo taffettare, La taffetà. Oppure la saglia. Allora mi vado a fare prima la barba con Bibi Cassa. Poi a Killo. Ma quando mi è antipatico Killo a me. Ma che cosa mormora questo fratello vostro? come se voi fossero Bibi Gas. O Bibi Gas? A te ne faccio Bibi Cassa. Non volevo gas, non lo teno gas. Ma chi lo dà su Bibi Gas? Perciò sia zitto, voi siete siete sgassati. Ah, mi è venuto a me, dite, sono vestito lo signor Bibi Cassa di frigorifero. Così mio. Ma che in tuo frigorifero, disgraziato, mi hai fatto chi lo ha, mi hai fatto... La ciluata in fasullo, la ci messo in frigorifero. È un frainteso, donna Sdrubbola, abbiate pazienza, è squilibrato, dobbiamo compatire, che vogliamo fare? Ma io voglio sapere solo perché questo vestito non me lo date. Ma verrà la scadenza, avrà una scadenza. Non ne ho vero. Non Astru. Venite qua. Bella. Non ne ho vero. Rosella. Non ne ho vestito, mamma Orghist. Non ne ho vestito vostro che sta in tuo frigorifero. Ah no, Chi io l'è? ho sentito frigorifero e come mettevo il ghiaccio in cuore. Chi l'ha donato cliente? Non ne ho, sto Nasdru. Bella, oh, che gelida manina. Quando fosse bello un po' con me, peccato che fa pipì. Bellina. Bella Rosella. Che peccato. Io se faccio questo e tengo pazienza, Sì. lo faccio solo per te. Grazie a so. Solo per te, Rosella. Lucia. Ah. Che era, come sentito? Mi hai ferito. Ma senti una cosa che Ci mi l'ha sai... qua, te l'ha già ferito. No, prima tenevi una cosa che saliva ma e usavo scendeva. stomaco, No, perché era saliva e visto. scendeva, saliva... Ma non sai e non scendi più. E chi le ho babà che ci avevamo mangiato? Ho avuto una sincope. Che dice Don Cicci? Io non ho... Ah, una sincopeppa? Che cosa? Dunque, Don Cicci, io me ne vado. Per la misura, quando devo venire? Ve l'ho detto martedì dalla settimana che trascorre. Tranquillo e pacifico. Facciamo più presto. Non posso.
posso. Allora giovedì nella settimana. No signore, martedì stabilito nel modo più assoluto, categoricamente il vestito sarà consegnato fino al vostro domicilio. Se la rittissa allora martedì o vestito non la vita. No, la vita. Vi raccomando. Mano all'arte. Vi raccomando. Vestito che è l'ultima. Ma ci mette pure in mano me, mo va a confezionare. Quella papà mi ha tanto raccomandato, vai da Don Cicillo è un sorto buono, Don Cicillo è bravo, Don Cicillo è buono. E allora papà mi ha raccomandato e io sono venuto. Oh burattino, Chiama Parteri, andiamoci a fuoco questi cazzi, Andiamo, noi diamo un po' carriere, andiamo a completare. Ma se vi interessa ti Ma se metti- Sì, mi interessi, non vi preoccupate, andiamoci, non Che c'è un buon nuovo vestito. Vuoi sciare, Sai dai, do frigorifero così, sai do frigorifero. Niente, sta ferma, non sta mai a riposo. Il povero frate mio ha faticato e esso chissà dove è. Invece finalmente mi ci trovata. Che è successo, Pasqualino? Invece hanno fatto una rapina. A Dora Felo Giuliere, in mezzo alla piazza Roma Cata. E che ci stai stando? Ne fanno tanti rapino giorni e tu? Mi importa a voi, mi importa. Non porta a me, e perché? Perché uno che là che ha fatto la rapina, quando si è visto in street, ha sparato a morto Giuliere. Frena a morto Giuliere. Chi c'entrina sto fatto? È nata amica rinda macchina. A Lucana ha detto, fimmo gemmo, cammini. Carmaniere. Cammini, sì. Un nome frate mi ha fatto. E poi una telefonata alla polizia. Sì. La voce è una femmina. La rapina che stanno chiudendo a Piazza Mercato, c'è complice un'impiegata all'officina accanto al Cammino Buonocore. Frate, ma Carmine è buono cuore. Sì, non vicino. Ma tu che stai dicendo, Pasqualino? Non vicino, ma mi... Ma tu come hai fatto a sapere ogni cosa? Scusa, Parla, come hai fatto a sapere queste cose? Pasqualino ha parlato. Mi sono trovato un coppo posto quando è venuta la polizia, non vicino.